Buon anno a tutti voi e a tutti noi che in questi 5 anni di legislatura abbiamo tenuto sveglia la coscienza civile all'interno del Parlamento, perché prima con Berlusconi e poi con Monti abbiamo assistito a un governo, a dei governi che hanno cercato di far quadrare i conti, peraltro non riuscendoci, facendo pagare il conto ai più onesti, ai più deboli, aumentando le tasse, aumentando la disoccupazione, aumentando la sperequazione sociale. E quindi sentiamo il bisogno di costruire le condizioni per un anno migliore. E questa è la ragione per cui noi dell'Italia dei Valori abbiamo deciso di unire le nostre forze con tutti voi, con tutti coloro che hanno capito come stanno in realtà le cose e non si vogliono far più prendere in giro. Un Monti che è stato nominato senatore a vita e che doveva essere l'arbitro della situazione e che doveva occuparsi di rimettere a posto il Paese, ha rimesso a posto il sistema bancario, il sistema dei poteri forti, i signori del Vaticano e così via, i banchieri d'Europa, e ha indebolito il mondo del lavoro con la riforma Fornero, ha indebolito il mondo delle parità sociali. E tutto questo, in questo nuovo anno possiamo finalmente mettere la parola fine. Come? Si va a votare, grazie a Dio. Si va a votare, la parola spetta a voi, spetta a noi cittadini. E allora noi dell'Italia dei Valori non vogliamo perdere l'occasione di unire le nostre forze, i nostri sforzi con tutti coloro che ci stanno. Abbiamo chiesto ad una persona che, come me, ai tempi di Mani Pulite, lui ha fatto una lotta su un tema vero che riguarda il nostro paese, la mafia. Non la mafia degli spara-spara, ma la mafia che è entrata dentro le istituzioni e si è fatto Stato, fino al punto da chiudere un processo in cui vede uomini delle istituzioni, dei massimi vertici delle istituzioni, che hanno colluso con il sistema mafioso. Risultato che quando io ho fatto Mani Pulite hanno addebitato a me la colpa di aver scoperto il sistema delle tangenti, invece di prendersi con chi rubava nella Prima Repubblica. A lui l'hanno mandato in Guatemala, hanno risolto il problema prima. Insieme abbiamo deciso noi dell'Italia dei Valori, con Ingroia, di rivolgersi a tutta la società civile, ai movimenti, alle associazioni, a tutti voi che non volete più farvi prendere in giro, soprattutto dal montismo in Loden, che predica bene il razzo alla mare, che vi racconta che tutto va bene, Madama la Marchesa, ma che di fatto l'anno prossimo si prospetta con più tasse, più disoccupazione, più disuguaglianza sociale. E ci dispiace che ad appoggiarlo siano stati in questi anni partiti che si professavano progressisti e che invece, come avete visto, hanno appoggiato la riforma Fornero, che manda a casa i lavoratori anche quando sono licenziati illegittimamente. In questo simbolo ci ha racchiuso tutte le nostre battaglie. Il quarto Stato, quello del lavoro. La lotta per una trasparenza nelle istituzioni che non sia inquadrato e connivente con la mafia. E soprattutto una rivoluzione civile che non lo facciamo con Mattarello, lo facciamo con l'esercizio del diritto del voto. L'Italia dei Valori, insieme alle associazioni, ai movimenti, a personalità della società civile, si presenterà alle prossime elezioni sotto il simbolo della rivoluzione civile, con un candidato presidente che ha dimostrato di saper fare il suo dovere con la schiena dritta, Antonio Ingroia, e con un riferimento, l'Italia dei Valori, che ha il coraggio e l'umiltà, la responsabilità di mettersi insieme agli altri che, come noi e con noi, in questi 5 anni, dentro e fuori il Parlamento, si sono opposti a queste politiche del capitalismo medioevale, che ha ridotto ormai in schiavitù le masse sociali e creato privilegi per pochi eletti. Se ci date una mano, sarà un buon anno per tutti noi, per tutti voi. Rivoluzione civile, un anno di rivoluzione civile.